Buongiorno a tutti, 12:03, domenica 31 gennaio 2021, insieme in compagnia per accompagnarvi fino all'ora di pranzo, fino alle 13, per vedere un po' quello che è successo ieri, per dare uno sguardo anche all'oggi e al domani naturalmente. Non è una giornata delle migliori sotto il profilo meteorologico in Veneto, piove quasi dappertutto, c'è anche la neve in alcuni punti, però insomma se siete ottimisti come me dite che ormai la primavera è dietro l'angolo, quindi ci siamo, ancora un po' di pazienza tanto per essere ottimisti, dicevo. E come sempre a quest'ora noi, prima di vedere un po' quello che è accaduto grazie ai servizi delle nostre redazioni nelle scorse ore in Veneto e in attesa anche di collegarci e quindi di uscire con i nostri ospiti fuori dallo studio, diamo un'occhiata ai dati, al bollettino Covid, un bollettino che dice che nelle ultime 24 ore in Veneto ci sono stati numeri in netto calo, quindi il report dalle 8 di ieri mattina alle 8 di questa mattina parla di 499 contagi e 9 decessi, ma sono in calo anche i ricoveri nei reparti non critici, con 15 ricoveri in meno e 7 in meno in quelli della terapia intensiva. Queste sono le ultime 24 ore. Adesso io vi mostro invece i dati della notte, quindi gli ultimi dati arrivati che fanno il punto dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina. Allora, il numero complessivo di positivi, di nuovi positivi nella notte è di 212, è comunque insomma un numero relativamente basso, tutti i numeri a 2 cifre, non più a 3 cifre come alcuni giorni fa. Padova 29, Treviso 44, 46 Venezia, 44 Vicenza, 27 Verona, 3 Belluno, 7 Rovigo, quindi come vedete numeri molto contenuti rispetto ai giorni scorsi. Adesso guardiamo i numeri dei ricoveri che per quanto riguarda la differenza rispetto a ieri sera, eccolo qui, il numero complessivo è di 2 ricoveri in più rispetto a ieri sera, quindi c'è un segno positivo ma insomma con un numero basso, e di 2 ricoveri in meno da ieri sera in terapia intensiva. Questo significa che complessivamente sono ricoverati in Veneto 1982 persone tra positivi e anche negativizzati e 254 in terapia intensiva. Quindi un numero insomma anche in questo caso basso. Sono 217 ricoverati ancora positivi e 37 quelli guariti ma che sono ancora in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, da ieri sera sono 2, poi ovviamente il conto lo rifaremo questa sera nell'ambito delle 24 ore per vedere se i numeri saranno diversi. Comunque insomma diciamo che sono cifre molto più contenute rispetto ai giorni scorsi. Poi le rivediamo e le rianalizziamo insieme tra un po'. Intanto vi porto diciamo a scoprire, a fare il punto della situazione del Covid in Veneto attraverso il nostro servizio, soprattutto un servizio che ci spiega cosa succede da domani, perché da mezzanotte di oggi, di domenica, il Veneto sarà in zona gialla e quindi facciamo un po' il punto della situazione per capire cosa significa questo passaggio da zona arancione a zona gialla che ci attende da stasera. Il Veneto entra in zona gialla e saranno molte le restrizioni che cadranno a partire dal lunedì. Commercio. Aprono bar e ristoranti fino alle 18, poi fino alle 22 solo per asporto. Dalle 18 è vietato consumare cibi o bevande all'aperto. Rimane la limitazione per chi svolge come attività prevalente quella di bar senza cucina. La consegna a domicilio è sempre valida. Tutti i negozi possono restare aperti fino alle 20, chiusi invece i centri commerciali nei festivi e nei prefestivi. All'interno dei centri commerciali rimangono aperti alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, farmacie e parafarmacie. Scuole. Tornano in classe gli studenti delle superiori ma solo al 50% per un primo periodo. Tutte in funzione scuole dell'infanzia, elementari e medie. Tempo libero. Rimangono chiusi teatri, cinema, piscine e palestre. Musei e mostre aperti nei giorni feriali. Spostamenti. Per quanto riguarda gli spostamenti è consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, ma è vietato spostarsi in altre regioni. Il rientro a casa è sempre garantito. Si può andare nelle seconde case in Veneto. Coprifuoco. Resta in vigore fino a marzo il coprifuoco, con il divieto di spostarsi, se non per comprovate esigenze, dalle 22 alle 5 del mattino.
Il servizio di Ferdinando Garavello mi pare molto chiaro, ha un po' riassunto con questi cartelli quale sarà la situazione da domani, cosa si potrà fare, cosa non si potrà fare. Insomma, il consiglio è comunque quello di informarsi bene. Di certo cadranno numerose restrizioni, questo è sicuro, questo è pacifico e quindi la vita sarà un po' più normale. Questo non significa però che il peggio, o meglio che la pandemia sia passata. Ecco, questo è bene sottolinearlo ed è bene ricordarselo. L'ha detto anche il ministro Speranza poco fa, una dichiarazione in cui dice: zona gialla non significa scampato pericolo, serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti fatti nelle ultime settimane. E l'ha detto proprio questa mattina il ministro Roberto Speranza, il ministro della Salute, entrando in ufficio, entrando al Ministero. Però a proposito di ministro Speranza, oltre alla situazione Covid, quindi oltre alla pandemia e oltre a questa nuova classificazione di molte regioni, c'è tutta la questione della crisi di governo, che è comunque una questione nazionale ma che ha ovvie ripercussioni anche qui da noi, in Veneto. E quindi è diciamo una questione politica nazionale, ma come dicevo anche locale. Infatti in questo servizio vediamo i risvolti locali e soprattutto i protagonisti locali. La crisi di governo è entrata nel vivo e le opzioni diminuiscono con il passare del tempo. Il centrodestra unito chiede fin dal principio il ritorno alle urne. Noi lo diciamo dall'inizio, è meglio andare al voto, dimostrare che il voto popolare darà mandato a una coalizione di centrodestra con un mandato solido, con un programma chiaro, che si presenti agli elettori con un governo compatto, perché non abbiamo più bisogno di governi raccogliticci e che si reggono su beghe e su ricatti. Abbiamo bisogno di un governo che dia le risposte ai cittadini, alle imprese e alle associazioni. I sondaggi e le reazioni della politica suonano come una bocciatura per il governo, a partire dalla gestione dell'emergenza coronavirus. Da parte nostra, ma anche da parte dei cittadini, sentiamo tutti i giorni, io li ricevo anche in comune, cittadini che si stanno lamentando perché non hanno le risposte che si aspettano da questo governo. C'è tanta confusione, c'è tanta incertezza. Questa crisi nata in seno alla stessa maggioranza non fa che accentuare purtroppo questa sensazione di incertezza e possiamo dire anche di confusione che i cittadini hanno e che purtroppo si ritrovano ad affrontare una vita reale che non è quella che stanno vedendo purtroppo i nostri ministri e il Presidente del Consiglio. Ecco quindi il punto della situazione fatto da un politico di casa nostra, un politico della Lega che ovviamente vede dal punto di vista del centrodestra quello che sta accadendo, come si sta sviluppando la situazione, quindi insomma gli eventuali sviluppi che ci possono essere. Sono le 12:11, il nostro Focus TG che ci sta un po' portando verso l'ora di pranzo raccontando quello che è accaduto. Poi tra poco vi faccio vedere anche delle immagini che vengono dall'altopiano di Asiago, immagini ovviamente di neve, perché lì questa è la situazione e in attesa anche di collegarci proprio con il sindaco di Gaglio che si trova alle Melette, fra un quarto d'ora, 20 minuti circa, ci farà vedere proprio qual è la situazione. Grazie al suo collegamento potremo un po' capire qual è la situazione attuale. E la zona gialla porterà anche alla riapertura di pizzerie, bar, ristoranti con servizio al tavolo, cosa che non c'era più stata nelle ultime settimane, fino alle 18. Però ecco, la polemica, l'avrete letto anche voi in questi giorni, è che parte da lunedì questo servizio, quindi comunque oggi, domenica, non si potrà aprire fino alle 18, non si può aprire fino alle 18, quindi molti ristoratori che sono rimasti delusi perché speravano che il cambio di colore potesse esserci già da sabato sera a mezzanotte, quindi già la domenica, cioè oggi, si potesse riaprire, quindi una domenica persa in sostanza. Questa è un po' la posizione comune in tutto il Veneto da parte di baristi e ristoratori. Andiamo a Padova, lì facciamo un po' il punto della situazione con l'APPE, che è l'associazione proprio dei pubblici esercizi provinciale, nella provincia di Padova, ma come dicevo una situazione abbastanza comune un po' in tutta la nostra regione. Sentiamo il servizio. Molti erano gli esercizi che erano già pronti a partire con il servizio della domenica, pensiamo ad esempio alle pasticcerie per le colazioni di domenica mattina o per i ristoranti per i pranzi della domenica. Ecco, queste sono attività che di fatto attendevano con ansia e con speranza
la possibilità di poter lavorare già da domenica 31 e invece purtroppo dovranno aspettare la settimana successiva. Un'altra domenica di incassi persi per baristi e ristoratori. La zona gialla sarà in vigore da lunedì e nulla sarebbe costato in più, protestano all'Appe di Padova, anticipare l'ordinanza alla domenica. Quasi tutte le precedenti ordinanze del Ministro della Salute emanate al venerdì avevano effetto dalla domenica mattina successiva. Questo invece è stato, credo, l'unico caso in cui l'ordinanza del venerdì entra in vigore al lunedì successivo, quindi sono state di fatto vanificate tutte le aspettative e le speranze. Qualche ristoratore aveva già preso le prenotazioni per il pranzo della domenica e invece questa disposizione si inserisce in un solco di altre decisioni prese a danno della categoria dei pubblici esercizi. Dalle linee guida governative imposte e rispettate dagli esercizi pubblici, che poi sono stati fatti chiudere, ai ristori insufficienti e in ritardo. Ancora un danno economico per quelle che sono piccole imprese con dipendenti. Veramente gli esercenti ormai sono allo stremo e hanno necessità di essere sostenuti e supportati da un governo e da una parte istituzionale e politica che deve essere al loro fianco e cercare di aiutare queste imprese, perché ovviamente dietro le imprese ci sono anche i posti di lavoro. Dunque questo era Filippo Segato, il direttore dell'Appe di Padova, l'associazione che riunisce i pubblici esercizi. Sono decine ovviamente in provincia di Padova, anzi centinaia e molte di più in tutto il Veneto. Avete sentito le loro perplessità, quali sono? Una domenica persa, tutto sommato si sperava in una riapertura o meglio in un passaggio in zona gialla anticipato. Prima vi ho detto che vi portavo sull'altopiano a vedere la neve, in realtà non vi porto sull'altopiano, ma quello lo farà più tardi il sindaco di Gallio. Io vi porto invece in Cimagrappa, verso Cimagrappa, in particolare lungo la strada Cadorna per Cimagrappa, Malgameda, direzione Bivio Scarpon, Rifugio Bassano. Per chi mastica questi luoghi avrà sicuramente capito dove siamo. In questa zona sono scesi altri 15-20 cm di neve fresca sopra i 1500 metri questa notte e sul versante sud invece sta piovendo fino a 1300 metri. Questo ce lo dice Meteo Bassano. Dalla loro pagina Facebook abbiamo preso questo video, lo vediamo insieme, eccolo qui, un video che proprio ci porta lungo la strada che vi ho detto. Guardate che panorama, che paesaggio, sicuramente molto affascinante, incredibile quanto sia nevicato ancora nelle ultime ore, quanto sia bello anche da vedere tutto questo paesaggio stupendo, bianco, che insomma non vedevamo da un pezzo, perché sono nevicate che non si registravano da alcuni anni anche in questa zona, quindi davvero il fascino di questa neve che è caduta, come dicevamo, anche nelle ultime ore, altri 15-20 centimetri, ci dice la pagina Facebook del Meteo. Ecco, come avete visto, insomma, una situazione che è bella, è sinceramente affascinante. Meteo Bassano, che ringraziamo, e Pedemontana del Grappa. Adesso andiamo nel Bellunese. Insomma, noi ci occupiamo un po' di tutto il Veneto, giustamente, quindi è doveroso anche andare a vedere cosa è accaduto ieri, perché ieri si è registrata una scossa di terremoto piuttosto forte, pari a 3 gradi della scala Richter, anche perché dico forte perché oltretutto l'epicentro è stato vicino alla città di Belluno, proprio in periferia, e quindi è stata avvertita molto distintamente alle 10:56 di ieri mattina, ma non si sono registrati danni a persone o cose. L'ha registrata in maniera molto netta anche la nostra collega di Belluno, Tiziana Bolognani, insomma, che era in quel momento in redazione, che ha sentito veramente molto forte sia sotto i piedi a piano terra, ma anche quasi sembrava che stesse staccandosi qualche pezzo di tetto, ci ha detto, perché veramente la scossa è stata piuttosto forte, ma per fortuna nessun danno. Vediamo. Le 10:56, un boato e un tonfo sordo hanno fatto sobbalzare tutta la provincia di Belluno. Chi sta ai piani bassi ha fatto fatica a comprendere i piani alti delle abitazioni. Al contrario, è parso subito chiaro che si trattava di una scossa di terremoto, breve di durata ma intensa. La magnitudo, dapprima stimata di grado 2,8 della scala Richter, è stata ricalcolata attorno a mezzogiorno. Emerge che c'è stata una scossa di terremoto localizzata nella zona di Belluno di intensità più o meno, adesso stanno affinando le misure,
di 3.0 della scala Richter. La scossa molto superficiale è stata registrata a una profondità fra 1 e 2 chilometri, con epicentro nella prima periferia a sud di Belluno, fra le località di Mier e Giamosa. Essendo abbastanza superficiale l'abbiamo sentito bene, sì. I primi dati pubblicati dagli NGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, danno l'epicentro nella zona tra Mier e Giamosa, qui in mezzo ai campi e alla campagna. Preso d'assalto il centralino dei Vigili del Fuoco, anche se non sono stati segnalati fortunatamente danni a persone o cose, la scossa viene associata a una serie di eventi sismici che stanno interessando la fascia pedemontana. La scossa di oggi, poi c'è stata una scossa di 2.5 qualche giorno fa in Alpago, il 28 per la precisione, una scossa di 1.9 nella zona del Pordenonese ieri, e quindi c'è una situazione in cui c'è un'attività sismica in corso. Proprio in questi giorni la Giunta del Veneto ha pubblicato la mappa aggiornata delle zone sismiche in Veneto. Fra gli 11 comuni a maggior rischio sismico in provincia di Belluno ci sono il capoluogo, Alpago, Chies d'Alpago, Borgo Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi e Limana. Gli altri 4 si trovano in provincia di Treviso e sono Vittorio Veneto, Tarzo, Revine Lago e Fregona. Al momento è tutta una questione statistica e di studio di quello che è venuto nel passato. Quindi, essendoci stati terremoti forti negli anni che ricordiamo, comunque a memoria d'uomo, è una zona che bisogna stare attenti e tenere sott'occhio sicuramente. L'attenzione massima che possiamo riporre è quella che va riposta da tutti i cittadini che convivono con un rischio sismico, quindi mantenere la calma, sapere cosa c'è da fare qualora ci fosse un evento sismico rilevante. Però purtroppo i terremoti, questo è noto a tutti, non sono al momento, non è possibile prevederli. 12:20, domenica 31 gennaio, mi volto per guardare ogni tanto l'orologio, stiamo parlando di dati del Covid, stiamo parlando del terremoto di Belluno, soprattutto insomma, di questa zona gialla che torna, tranne 5 regioni che rimarranno arancioni, che sono Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano, quindi 4 regioni e la provincia autonoma di Bolzano. Il ministro Speranza ha detto poco fa che zona gialla non significa scampato pericolo, serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro. Abbiamo visto poco fa nel servizio di Ferdinando Garavello quali sono le principali cose che si possono fare in zona gialla, e ci sono ovviamente anche dei risvolti concreti. Riaprono i centri commerciali, che rimangono chiusi però nei giorni festivi e prefestivi, restano aperti all'interno dei centri commerciali farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari ed altro. Il trasporto locale sarà al 50% da domani, capienza massima al 50%, salvo i mezzi dedicati al trasporto scolastico. Per quanto riguarda la ristorazione, ormai l'abbiamo imparato, le consumazioni saranno sempre vietate all'interno di bar, però dalle 5 alle 18 a sport, ma forse questo è anche per domani, volevo dire, è un po' diverso, perché in effetti domani sarà possibile anche consumare all'interno dei locali fino alle 18, quindi apertura, quello che di cui si lamentavano i ristoratori era che si potesse anche farlo da oggi, mentre insomma è l'ultimo giorno questo in pratica delle limitazioni così forti. A proposito di zona gialla, come dicevamo, in vigore da domani, abbiamo sentito cosa ne pensano i bassanesi di questa zona gialla da domani e anche i padovani. I padovani ve li faccio sentire dopo, adesso intanto sentiamo cosa hanno detto i bassanesi. Dio sia lodato, per fortuna, no? un po' di libertà, un po' di rifrequentazione. Sono un po' più libertà, dai, dopo in realtà speriamo duri e che migliori, insomma, quello è, non c'è tanto che non torniamo indietro, ecco, questo è l'importante. Abbiamo voglia un po' di uscire di casa rispettando sempre le regole, le norme, però almeno salutare e vivere la gente. E per lei? Manca tantissimo il contatto umano e sinceramente stiamo un po' tutti sclerando, cioè non siamo delinquenti, le norme si rispettano, però bisogna un po' vivere, devono lasciarci vivere. Posso finalmente andare a trovare i miei genitori senza pensieri, diciamo. Sono contenta ovviamente.
E niente, speriamo adesso nel bene di riuscire ad aprire qualche attività e le riaperture piano piano e speriamo nel bene, ecco, che arrivino i vaccini e vedere un po' di luce in questo percorso che dobbiamo fare. Bene, direi. Fosse bianca sarebbe meglio ancora. Ha qualche timore? No, direi di no. Speriamo che non ci siano assembramenti, che la gente capisca un po' meglio come vanno le cose. Speriamo, dai, dovrebbe essere un nuovo inizio, speriamo che duri. Qualche timore del giallo troppo presto, troppo tardi? Cerchiamo di essere ottimisti, dai. Era ora, penso, no? Minimo, oddio. Dopo speriamo che non partiamo, andiamo tutti, ovviamente mi metto anch'io, che andiamo tutti fuori, cenette, per tenere un attimino, dai. Speriamo vada bene. Dai, dobbiamo essere fiduciosi, se no non si vive più. Finalmente posso andare a trovare i nipotini. Ah, è quello che a lei stava a cuore? Molto. 12:24, bello sentire le opinioni dei cittadini, delle persone, insomma anche un po' di ottimismo forzato, se vogliamo. Bisogna essere ottimisti, dicono in molti, bisogna credere che la situazione migliorerà. Il passaggio in zona gialla non deve essere interpretato come un liberi tutti, perché è ancora alta la pressione sugli ospedali, è necessario riprendere il controllo della situazione soprattutto nell'area medica. Per quanto riguarda i vaccini, la prossima settimana le forniture devono tornare a pieno regime per consentirci di ripartire con la campagna vaccinale. Questo l'ha detto Massimiliano Fedriga, che è il governatore del Friuli Venezia Giulia, quindi ha fatto il punto della sua regione, ma in realtà, come avete sentito, sono frasi che possono tranquillamente essere applicate anche a molte altre zone d'Italia. In Friuli l'indice RT è calato allo 0,68, il più basso in Italia dopo Veneto e provincia di Trento, quindi una situazione diciamo senza dubbio migliore, ma ancora migliore lo è, come avete capito, in Veneto, questo indice RT che abbiamo imparato a conoscere. 12:25, ci fermiamo per un attimo, poi naturalmente torniamo insieme fino alle 13. Eccoci tornati alle 12:27 per rimanere insieme fino alle 13. Stiamo parlando di Veneto, di notizie, di cronaca, di Covid, di governo, di tutto quello che sta accadendo. Stiamo sentendo anche voi cittadini veneti su quello che ci aspetta domani, ovvero il passaggio in zona gialla. Andiamo a Venezia adesso, perché Venezia è stata protetta dal Mose nuovamente la notte scorsa, quando l'acqua alta ha raggiunto la punta di 118 centimetri misurata alle dighe del Lido. Il sistema di barriere mobili è stato sollevato ieri sera, sabato sera, e questo ha mantenuto l'acqua a livelli bassi, 75 centimetri, solo 2 centimetri in più a Chioggia. La previsione per questa mattina era in miglioramento e quindi l'ufficio del commissario di governo per il Mose ha annullato il nuovo sollevamento previsto, 100 centimetri e solo una piccola parte di centro storico allagato, anche se il nostro collega Lorenzo Meier ci ha appena diciamo, scritto che in realtà c'è l'acqua alta in piazza San Marco e quindi si fa fatica a passare, c'è quindi stato evidentemente diciamo, la misura delle acque è stata un po' più alta rispetto evidentemente a quello che era stato previsto. Vedo in collegamento dalle Melette il sindaco di Gallio Emanuele Munari, che ringrazio, gli do il buongiorno e il benvenuto. Buongiorno sindaco. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ci racconti cosa succede intorno a lei, che già in parte vediamo, poi magari se vuole anche girare il telefono, fare una panoramica e mostrarci, la sfruttiamo. Ci racconti. Sono qui alle Melette. Chiaramente gli impianti sono aperti perché la Fisi sono gare Fisi e quindi è permesso lo sci agonistico, quindi è permessa l'apertura degli impianti da sci, ovviamente solamente ed esclusivamente dedicata alle gare agonistiche. Siamo qui alle Melette di Gallio in diretta e quindi volevo condividere con voi questa fitta nevicata anche oggi qui alle Melette e regalarla a tutti i telespettatori di Rete Veneta.
Grazie Sindaco, in effetti è molto affascinante, dispiace ecco, che magari non si possa vedere più gente sciare e diciamo godere di questa situazione, però insomma comprendiamo le ragioni ovviamente e le condividiamo. Ci può fare qualche previsione, cioè cosa succederà i prossimi giorni, le prossime settimane secondo lei? Sì, noi siamo fiduciosi che il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo confermino che dal 15 di febbraio si possa tornare ad aprire i nostri impianti di risalita. Come abbiamo anche detto e accettato, magari accettiamo anche quello che potrebbe essere un numero contingentato di persone che potrebbero affacciarsi appunto agli impianti da sci, ma dobbiamo riaprirli necessariamente perché è questione anche di vita o di morte, perché non possiamo, dopo gli investimenti fatti di riammodernamento, non far fruttare in qualche modo, seppur in percentuale ridotta, questi impianti e con loro tutto l'indotto economico e turistico che ne deriva dalle presenze di sciatori che non aspettano altro che salire a Galio e sull'altopiano per poter finalmente sciare in totale sicurezza e distanziamento sociale. Certo, come si stanno preparando i gestori in questi giorni, Sindaco? Sì, i gestori sono pronti, erano e sono sempre stati pronti sinceramente, perché anche a scartamento ridotto avrebbero accettato qualsiasi decisione fosse arrivata dal governo in questo senso. Quindi oggi ci aspettiamo che il governo batta un colpo verso questa direzione, verso di noi, verso la montagna vicentina e la montagna veneta, e quindi appunto tornare almeno in questo rush finale di questo inverno molto nevoso, rush finale appunto che si possa sfruttare la neve ancora che cade anche oggi e poter veramente sfruttare l'ultimo rush di questo inverno per poter regalare, condividere con tutti gli appassionati di sci nordico questo nostro meraviglioso territorio e tutti i nostri impianti. Certo, però ovviamente questo non salverà la stagione, sarà un aiuto insomma per sopravvivere tra virgolette, questo va detto, però insomma sarebbe comunque un segnale importantissimo per tutti. Certo, infatti io dico sempre oggi dobbiamo salvare il salvabile, quindi noi siamo pronti per fare questo e lo desideriamo veramente con tutto il cuore e speriamo appunto che questa volta il governo e il comitato tecnico scientifico non tradiscano tutta la montagna veneta, perché noi dobbiamo veramente sfruttare quest'ultimo rush finale dell'inverno, perché dobbiamo in qualche modo appunto recuperare quello che è stato perso. Ripeto, sempre mettendo davanti la sicurezza sanitaria, mettendo davanti il distanziamento sociale e il massimo rispetto ovviamente di tutte le prescrizioni in anti-Covid. Si fa bene a sottolinearlo, ma insomma sappiamo, siamo uniti in questa difesa diciamo della salute, anche lei in prima linea lo sappiamo bene, per cui è giusto sottolinearlo, ma insomma è quasi scontato sentirlo dire da noi, ma proprio perché lo diciamo noi, lei, così credo sia importante poi a casa sentirlo dire anche da chi ha un ruolo. Diceva poco fa che sono in pista, diciamo così, le attività agonistiche, ci racconta, cioè chi c'è lì adesso che sta sciando? Vengono anche da altre province, da altri comuni del Veneto? Chi c'è lì? Sì, da tutta Italia, vengono da tutta Italia, dalla Lombardia piuttosto che dall'Emilia Romagna, dal Veneto, dal Trentino Alto Adige. Sono gare chiaramente fisi, gare agonistiche, sono campionati, quindi abbiamo tutti i ragazzi oggi qui impegnati veramente da tutta l'Italia e siamo orgogliosi di poter ospitare appunto, nonostante Covid, qui alle Melette tutti questi sci club, tutti questi ragazzi che veramente hanno patito molto il lockdown anche per via della scuola, della didattica a distanza, e oggi invece possono in qualche modo liberare le loro energie qui su questi campi da sci, cercando di mettersi alla prova e socializzare anche attraverso l'agonismo tra di loro, quindi un fattore sociale veramente importante per i nostri ragazzi. Certo, Sindaco, altre due cose veloci, volevo chiedere del turismo, se c'è, com'è la situazione, insomma, se comunque ci sono turisti, chi magari è la seconda casa o chi è lì in vacanza per qualche giorno. Sì, certo, noi grazie anche al Covid, da questo punto di vista dobbiamo ringraziare il Covid, c'è stata una riscoperta pesante e importante delle seconde case, una riapertura di molte di esse che non si vedeva da tanto tempo, quindi benvengano tutti i turisti e proprietari di seconde case.
Comunque l'altopiano è sempre stato abbastanza preso d'assalto, qualche volta magari qualcuno non rispetta del tutto le norme anti-Covid, cerchiamo di essere vigili e colgo l'occasione ancora una volta per dire da qui in avanti, con le prossime riaperture e con il fatto che saremo gialli da domani, diciamo, di continuare a impegnarsi a rispettare le norme anti-Covid. Rispettiamo noi stessi, rispettiamo gli altri affinché questa zona gialla veramente possa durare da qui in avanti per lungo tempo, perché non voglio neanche pensare di tornare arancioni, perché vuol dire essere, appunto, farsi del male da soli. Dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a mantenere queste condizioni di colore giallo il più a lungo possibile, perché vuol dire tornare a vivere un po' meglio rispetto a qualche giorno fa. Ben detto, sottolineo in pieno. Ultima cosa, gli altri suoi colleghi sindaci state, diciamo, lavorando insieme comunque per avere un futuro ancora più normale? C'è qualche iniziativa magari condivisa con gli altri sindaci del territorio? Allora, su questo stiamo pensando appunto ad un piano di promozione turistica per tutto il territorio attraverso un bando regionale che speriamo di poter concorrere, poter anche partecipare e prenderlo. Quindi ci stiamo organizzando per ripromuovere l'altopiano non appena appunto si può vendere i nostri servizi e possiamo in qualche modo poter ricominciare ad ospitare appunto tutti i turisti in grande quantità. Ci stiamo organizzando, però chiaramente dobbiamo sempre attendere quello che sono gli sviluppi romani e governativi sulla base di quello che si può fare e non si potrà fare. Io spero appunto che il governo apra un po' più le maglie anche per i nostri albergatori, per tutti gli albergatori della montagna, ma non solo della montagna, che devono necessariamente tornare anche loro a muovere la loro economia, far ospitalità e poter ricevere in totale sicurezza tutti gli ospiti che fino a un anno fa hanno frequentato gli alberghi di tutto il nostro altopiano. Bene, anche noi lo speriamo ovviamente. Sindaco, l'ultimo giro con lo smartphone, faccia un bel giro a 360 gradi che ci apre il cuore, ecco, vedere la montagna viva e con tanta gente, ce ne potrebbe essere molta di più, ma insomma dobbiamo essere, credo, già contenti di questo piccolo ritorno alla normalità. Prego, no, non l'ho sentita. Sì, no, ci accontentiamo anche di questo, va bene così, come inizio, sì. Certo. Bene, grazie. Dalle Melette allora il sindaco di Gallio, Emanuele Munari. Grazie mille sindaco, buona giornata, grazie anche per le immagini che ci ha mostrato. Tornerei, e quindi bene, insomma, comunque un'iniezione di fiducia per il futuro, senz'altro vedere sì, qualche sciatore tra virgolette privilegiato, perché fa parte delle squadre agonistiche, quindi gli è consentito sciare, ma come avete sentito dal 15 febbraio per gli appassionati potrebbe esserci uno sviluppo positivo ulteriore con un'apertura più generalizzata. Tornerei a Venezia perché stavamo dicendo che le paratie le paratie del Mose sono state alzate ieri sera, hanno protetto questa notte la laguna, stamattina non sono state rialzate perché era prevista una marea, diciamo, gestibile a 100 centimetri, però abbiamo avuto dal nostro collega Lorenzo Meier la notizia che comunque a Piazza San Marco c'è l'acqua alta e la situazione quindi non consente di attraversare la piazza. Ieri c'è stata invece l'inaugurazione dell'anno giudiziario anche a Venezia e il patriarca, Monsignor Francesco Moraglia, l'ha commentata e si è soffermato sulla crisi provocata dal Covid e sulla difficile ripartenza che attende anche il nostro territorio. Sentiamolo. Adesso noi dobbiamo guardare al futuro con uno sguardo che tiene conto delle difficoltà e anche dei problemi che abbiamo saputo gestire in parte non abbiamo saputo gestire. Dobbiamo proprio ripartire sulle persone e io penso veramente sulla scuola, sulla educazione, sulla formazione dei ragazzi, perché le istituzioni poi sono gli uomini che le rappresentano, al di là di quello che è la garanzia che danno e la stabilità che danno, però molte volte le istituzioni sono gli uomini. Abbiamo bisogno proprio di ripartire qui, investire sugli uomini.
Questo è il patriarca Moraglia, commento a margine, al microfono di Lorenzo Maier, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Prima di fermarci per un attimo, ancora un'occhiata ai dati del contagio. Nelle ultime 24 ore numeri in netto calo in Veneto, con 9 decessi nelle ultime 24 ore e 499 contagi. Questi invece sono i dati della notte, quindi dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina. I nuovi positivi sono 212, quindi un numero insomma direi contenuto. Per quanto riguarda i ricoveri, ci sono 2 ricoveri in più rispetto a ieri sera e 2 in aree di medicina, quindi non area di terapia intensiva. In terapia intensiva 2 ricoveri in meno e 2 decessi da ieri sera. In totale in ospedale ci sono 1982 ricoverati, con 254 posti occupati in terapia intensiva. Questi gli ultimi dati, diciamo. Poi questa sera naturalmente nei nostri telegiornali vi aggiorneremo anche sui dati della giornata, cioè da questa mattina a questa sera alle 17. Ci fermiamo per un attimo, 12:40, poi torniamo per l'ultima parte di Focus TG, vi accompagneremo fino alle 13, fino all'ora di pranzo. Se state già facendo da mangiare, usateci come se state cucinando, usateci come radio, che vi facciamo compagnia. (12:45), domenica 31 gennaio, ultima parte con voi fino alle 13 per raccontarvi cosa sta succedendo a Nord-Est e cosa è successo nelle scorse ore, e naturalmente poi i notiziari questa sera, perché alle 18:50 con i TG di Bassano e poi a seguire con quello di Vicenza vi racconteremo anche quello che sta accadendo, è accaduto oggi domenica sul territorio, nel territorio. E diciamo che insomma la notizia del giorno è comunque che da domani il Veneto sarà in zona gialla. Abbiamo già visto cosa si potrà fare e cosa no, quali sono le restrizioni che cadranno, e quindi maggiore libertà su certi versi, per certi versi. Abbiamo sentito anche voi, quindi le voci raccolte a Bassano da Angelica Montagna. Adesso andiamo a Padova, sentiamo le voci raccolte tra i padovani, quindi il commento su questa zona gialla che arriverà domani, raccolte da Francesco Ratai. Ma se siamo tutti responsabili, mascherina e distanza, ci sta, va bene. Con prudenza, senz'altro, con prudenza, altrimenti ritorniamo a capo. Prudenza, però un sollievo psicologico, poi attenzione quanto prima, niente di più. C'è sollievo tra i padovani alla notizia del passaggio della regione in zona gialla. Da lunedì, infatti, si allenteranno le restrizioni che hanno caratterizzato la vita di tutti noi da oltre un mese. Saranno consentiti gli spostamenti tra comuni, senza la necessità di esibire autocertificazioni. I bar e ristoranti potranno tornare a servire i loro clienti, anche se solo fino alle 18. È un anno che io non esco, nel senso che vado solo al lavoro, però per il bene comune si fa. Queste alti e bassi siano più o meno necessari, e adesso si spera che si sia sulla strada buona per lentamente riprendere con l'attività anche di ristorazione. Il problema è che sicuramente se liberavano domenica tutti sarebbero stati in piazza, e quindi sicuramente i contagi sarebbero andati peggio. La situazione è in miglioramento, c'è ottimismo, ma in molti vedono nel vaccino l'unica soluzione per uscire dall'emergenza. Possiamo muoverci un po' di più, dai. Tutto lì, ma però bisogna stare attenti, è sempre lo stesso, ma io aspetto il 15 di febbraio, perché gli ultraottantenni fanno la puntura e io ci sono dentro. Spero che me la facciano presto. Quindi i padovani contenti del passaggio in zona gialla, ma anche preoccupati, come lo erano d'altra parte i bassanesi che abbiamo sentito nel servizio di prima. Quindi insomma non è che si risolve tutto con la zona gialla, anzi bisogna tenere alta la guardia. L'ha detto anche il ministro Speranza questa mattina, il ministro della Salute. Zona gialla non significa scampato pericolo, e sono frasi che ripete quotidianamente anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Quindi bene potersi muovere un po' di più, bene per ristoranti e bar che possono aprire e far servizio al tavolo fino alle 18, ma
guai abbassare la guardia. Questa è la strada Cadorna che porta in cima a Grappa, guardate che nevicata, sono immagini di questa mattina, sono caduti altri 15-20 centimetri, ci dice la pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, e la situazione è questa, proprio immagini girate questa mattina che davvero sono molto affascinanti, colpiscono, guardate quanta neve nuova, fresca che è arrivata proprio questa mattina. Bene, era giusto per portarvi fuori dallo studio e vedere che cosa sta accadendo in queste ore. A proposito di tempo e di meteo, questi sono anche i giorni della merla, i giorni più freddi dell'anno. Il mese di gennaio è stato contraddistinto da temperature che ci hanno davvero fatto battere i denti. Vediamo questo servizio di Alex Giuliano. Sono i giorni della merla, tradizionalmente i più freddi dell'anno, tante le storie, i racconti che accompagnano questa ricorrenza. Il più famoso vuole che alcuni merli dal piumaggio bianco per proteggersi dal freddo si siano nascosti in un comignolo e ne siano usciti poi i primi giorni di febbraio con le piume completamente nere. Noi siamo qui in riva al Brenta, non ci sono i merli ma ci sono i gabbiani, gli aironi, la natura ci regala scorci meravigliosi e un inverno che sta battendo gli ultimi colpi, anche se continua a farci battere i denti. Sulla nostra regione, ad esempio, analizzando le temperature medie giornaliere a scala decadale, quindi medie di 10 giorni in 10 giorni, si può notare che i periodi mediamente più freddi dell'anno ricadono in prevalenza tra l'ultima decade di dicembre e l'ultima di gennaio. Abbiamo notato che la decade più fredda rispetta la tradizione quindi dei giorni della merla. In questi ultimi giorni, ma direi per gran parte di questo primo mese dell'anno, la regione è stata influenzata dall'arrivo di masse d'aria piuttosto fredde di origine polare artica. Il freddo, tra virgolette, fa ancora bene in questo periodo e potrebbero invece esserci problemi se ci sono dei periodi particolarmente caldi fuori stagione. E chissà se invece di un comignolo i merli della leggenda avessero preferito trovare riparo sotto la copertura del nostro amato ponte, Bassano, tra le tante bellezze, avrebbe potuto regalarci anche lo spettacolo dei merli bianchi. Grazie Alex Giuliano, abbiamo fatto il punto della situazione, dunque anche con l'ARPAV di Teolo, sui Colle Euganei, dove c'è la sede dell'Agenzia regionale per l'ambiente che produce anche gli studi sul meteo. Vi avevo detto prima che ieri è stato il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e allora sentiamo un magistrato, insomma, molto noto in Veneto, ex magistrato, ora in pensione, Carlo Nordio, che dice che la vera emergenza è la riforma della macchina processuale. Oltretutto è molto duro il suo commento sulla politica attuale. La politica in questo momento è ancora più assente di quanto non sia stata negli anni recenti, nei quali peraltro, ripeto, nei confronti della giustizia ha sempre tenuto un atteggiamento estremamente ambiguo e riduttivo. È un giudizio severo sulla politica attuale quello di Carlo Nordio, forse il magistrato più rappresentativo a nord-est, sulle inchieste che hanno segnato la storia recente del territorio dalla Mala del Brenta al Mose. Nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia la sua fotografia è impietosa. Che le risorse siano necessarie per la giustizia è quasi banale dirlo, perché la giustizia è sempre stata la Cenerentola nei nostri bilanci, ma immettere nuova benzina, come ha detto il ministro o l'ex ministro, nella macchina della giustizia è inutile se non riformi la macchina. Una riforma che deve coinvolgere in primis gli istituti di diritto processuale con particolare attenzione al ramo civile. Quello che incide di più in questo momento di emergenza è la giustizia civile, che ci costa 2 punti di PIL all'anno nel suo rallentamento, perché nessuno investe più in Italia, perché non c'è la certezza del diritto. Quindi paradossalmente, detto da un ex pubblico ministero che per 40 anni ha fatto il giudice penale, la riforma della giustizia civile oggi è più urgente. Altrettanto urgente la separazione delle carriere in magistratura e più in generale dei poteri dello Stato. Eliminare questa porta girevole di magistrati che vanno e vengono dalla politica alla magistratura e poi rientrano. Un magistrato non dovrebbe far politica né prima né durante, neanche dopo essere andato in quiescenza per varie ragioni. Difficile però ristabilire gli equilibri in una fase così delicata
complicata soprattutto guardando alle manovre romane. In questo momento si ha l'impressione che nessuno dei politici sappia dove andare, ma che ci vadano comunque convinti. Torniamo al Covid, altra dichiarazione importante che arriva da Massimo Andreoni, che è il direttore di malattie infettive dell'ospedale Tor Vergata di Roma. Dice: attenzione al frequente uso improprio di antibiotici, cortisone ed eparina nei pazienti Covid curati a casa. Se utilizzati al momento sbagliato, questi strumenti creano più danni che benefici. Quindi massima attenzione ai cocktail di farmaci utilizzati a sproposito finché si è curati a casa. Quindi bisogna davvero stare molto molto attenti. Si rischia di far peggio, come dicono gli addetti ai lavori. Torniamo a Bassano perché abbiamo visto poco fa il ponte nel servizio di Alex Giuliano, ponte sul quale ci sono state le prove di illuminazione ieri, una sinergia di forze, gli alpini come sempre si sono distinti. Sembrano degli acrobati appesi al tanto amato Ponte degli Alpini, così si ama chiamarlo, quel monumento nazionale simbolo della bella Bassano, che oggi ha visto proprio le squadre degli alpini impegnati ad allestire le prove finali dell'illuminazione della parte superiore ed inferiore. A coordinare i lavori niente meno che il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, in persona. C'è un ricordo totale, una presenza veramente forte, per cui abbiamo voluto essere presenti e anche contribuire in maniera fattiva, tant'è vero che sia l'illuminazione finale del ponte sia in parte la ricostruzione della pavimentazione vedranno il contributo dell'Associazione Nazionale Alpini, con la partecipazione in modo particolare della sezione Montegrappa. Non facile coordinare le squadre attrezzate composte da esperti, squadre alpinistiche, di sommozzatori, di supporto, la squadra sanitaria e dedita alla logistica. Sono circa una cinquantina di persone che stanno lavorando proprio per fare questo tipo di lavoro, e voglio dire che lo fanno all'alpina, cioè gratuitamente. Una situazione, quella della zona gialla, che occupa buona parte della cronaca di ieri e di oggi, perché da domani, come ormai abbiamo imparato a conoscere, si tornerà in zona gialla anche in Veneto. Abbiamo sentito i bassanesi, abbiamo sentito i padovani cosa ne pensano di questa situazione nuova. Direi sentimento comune quello di una certa soddisfazione, ma anche di un certo timore di tornare indietro, e quindi la volontà di rispettare comunque prudenza e diciamo regole di convivenza sanitaria. Anche a Vicenza sospiro di sollievo, perché i vicentini soprattutto sentivano la mancanza degli spostamenti tra comuni, e poi il piacere finalmente di poter tornare a sorseggiare un caffè seduti ai tavolini del bar. Mancano poche ore all'ingresso del Veneto in zona gialla. Scattano da lunedì le nuove regole dopo settimane passate in arancio. Dagli spostamenti consentiti per andare a trovare parenti e amici, nonostante resti il coprifuoco alle 22, ci si può spostare all'interno della regione nel rispetto delle restrizioni verso le altre abitazioni private abitate. Almeno muoverci fra comuni, perché sicuramente è molto importante, almeno per visitare o dei parenti o degli amici. Da comune a comune, almeno per poter andare a trovare i parenti, una visita veloce. Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Riaprono i musei, ma solo nei feriali. Tra le novità più attese dai vicentini, seppur con limiti orari, quella che riguarda bar e ristoranti, che potranno rimanere aperti fino alle 18 con consumazione sul posto. Io spero solo di uscire, sedermi in un bar, prendere il sole e bere il caffè con calma. La possibilità di entrare nei bar, cosa che fino ad oggi non si poteva fare in quanto sono chiusi. La prima cosa è andare a mangiare al ristorante, perché abbiamo il desiderio di andare a tornare a fare le abitudini che avevamo prima. A mezzogiorno sì, quindi in pausa pranzo, ma anche appunto per dare, come diceva lui, per dare anche un po' di ristoro alle attività commerciali che obiettivamente sono quelle più penalizzate.
Ma immediato il richiamo a non abbassare la guardia arriva in una nota da parte del governatore Zaia. Le zone non sono un gioco a premi, dice, dove si vince o si perde. Dobbiamo prendere atto che siamo ancora nel pieno della pandemia e il ritorno in area gialla va vissuto da ognuno di noi con responsabilità. Belle queste dichiarazioni di chi andrà al bar per aiutare i ristoratori, insomma credo sia anche un po' di solidarietà che fa piacere a chi opera in questo settore. L'altro tema che ci accompagna da tempo è quello dei musei, la riapertura dei musei. Si potrà fare in parte anche in zona gialla e allora proprio a Vicenza vediamo cosa succede con la fascia gialla per quanto riguarda cultura e musei. Non vedevamo l'ora di poter annunciare la riapertura dei musei ed eccoci, tornano aperti i musei vicentini a partire dal 4 febbraio, abbiamo deciso intanto di aprire il giovedì e il venerdì, poi organizzeremo tutto il resto del circuito a partire dalla settimana prossima. Come l'anno scorso, dopo il primo lockdown, anche quest'anno con il ritorno in fascia gialla l'amministrazione comunale di Vicenza con l'assessorato alla cultura non perde tempo e subito si attiva per riaprire i musei chiusi da novembre 2020 e ridare fiato alla cultura. Riapertura nel rispetto di tutte le misure anti-Covid e con un occhio ai costi di gestione degli spazi museali. La pandemia modifica i nostri comportamenti, spostamenti e i musei inevitabilmente non avranno ancora grande affluenza. Pertanto l'apertura è prevista per 2 giorni nella speranza di poter aumentare gradualmente la possibilità di visita. Ripartiamo dalla cultura, ripartiamo dai nostri musei, speriamo soprattutto che sia l'occasione per far partire la didattica museale davvero in presenza, perché abbiamo presentato un progetto davvero importante e vogliamo investire e ripartire soprattutto dai nostri ragazzi. 13 in punto, siamo stati insieme un'ora per capire cosa sta accadendo a nord-est, invece per capire quello che accade oggi, domenica e nelle prossime ore, vi rimando all'appuntamento con i nostri telegiornali dalle 18:50 con Bassano, poi Vicenza, insomma per aggiornarci su quanto accadrà oggi, domenica, a nord-est. Intanto vi ringrazio molto per averci seguito, grazie per avermi concesso di farvi compagnia fino adesso, buon pranzo e buona domenica a tutti.